Riconosco che il Ministro Fitto ha avuto un approccio che è assolutamente innovativo e l'unico obiettivo che abbiamo tutti assieme, Governo e Regione, è quello di mettere a terra gli investimenti. La Regione del Veneto ha fatto un piano di monitoraggio che è maniacale e riesce a dimostrare che tutti gli investimenti, o meglio tutte le risorse che arriveranno in Veneto, che sono arrivate, vengono assolutamente investite. Quindi non ci sarà dispersione o non ci saranno fondi non spesi. Dall'altro sicuramente un bel ragionamento rispetto all'energia, perché la vera sfida è quella di aiutare i cittadini e le nostre imprese sul fronte della produzione dell'energia. Noi siamo sul pezzo, nel senso che il Ministro l'ha riconosciuto fin dall'inizio della riunione che il monitoraggio in Veneto funziona, tant'è vero che noi non abbiamo assolutamente dispersione di risorse e addirittura chiediamo anche ufficialmente che si stabiliscano anche delle modalità per cui ci sia un cronoprogramma, una tempistica, e in modo tale che non si arrivi all'ultimo giorno, magari anche a livello nazionale in qualche realtà, dicendo non ce l'ho fatta. Bisogna applicare un controllo di gestione che sia serrato. Intanto apprezzo la modalità che ha istituito questo Ministro. Le regioni riassumono un ruolo centrale a fianco al governo e direi che questo va nella direzione appunto di fare questi incontri per aggiustare il tiro, per fare le azioni di monitoraggio alle quali noi non ci sottraiamo, visto e considerato che siamo assolutamente in linea.